Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia delle amiche Sibylle che ci daranno risposte anche questa sera. Dunque, sono qui appunto per una mezz'ora di tempo, durante la quale potrete rivolgermi una domanda a cui risponderò in modo gratuito. Vi ricordo però quali sono le cose che chiedo di rispettare per quando ponete la domanda e anche come galateo del canale, diciamo così. Per porre la domanda vi dovete ricordare di darmi le indicazioni di nome, cognome, no scusate il cognome non mi interessa, il cognome ve lo chiedo quando siamo in privato, in pubblico va benissimo il nome e la data di nascita, la domanda precisa, dunque non ci devono essere ambiguità nella domanda, doppie opzioni e cose del genere. E poi mi raccomando anche, se chiedete appunto di controllare per una persona a voi cara o il vostro compagno, il vostro fidanzato, la vostra amica del cuore, quello che è, ricordatevi di mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. È importante per me perché è così che io colgo la scia vibratoria di voi, di ciascuno di voi. Vi ricordo comunque che l'incompletezza, dunque la mancanza del cognome, di una fotografia, riduce un po' le percentuali di attendibilità, fermo restando che mi impegno sempre al massimo, anche nelle dirette gratuite. Non so, per chi mi segue sa benissimo che faccio la stessa stesa, chiaramente in diretta rispondo a una domanda sola, ma è la stessa stesa che anche in privato faccio, dunque veramente non mi risparmio. Allora, vediamo un pochino di salutare gli amici che sono collegati. Ehm, Abbiamo Cristina, buonasera, buonasera Marina, buonasera Ionela, buonasera Marietto, buonasera Maria, buonasera Chiara, buonasera Pierluca, buonasera Anna, buonasera Stella, buonasera Selli, buonasera Ines, buonasera Donatella, buonasera Lino, buonasera Nancy, e buonasera Caterina, buonasera Daniela. Bene, quanti amici questa sera? Allora, ricordo che rispondo a una domanda ciascuno e soprattutto con preferenza per i nuovi, cioè le persone che non hanno ancora mai avuto una risposta. Se anche seguite il canale e non avete mai fatto la domanda, non è che perché non vi considero nuovi, va bene, dunque una risposta, poi per buona pace di tutti, ma anche per rispetto nei miei confronti, che comunque voglio poter accontentare più persone possibili e farmi anche conoscere da tante persone, chiedo a tutti di rispettare, come dire, anche gli altri. Dunque fate spazio anche agli altri se avete ricevuto di recente una risposta. Vi ricordo tra l'altro non ho prezzi proibitivi per i consulti privati, un consulto in privato ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, dunque dico, è possibile anche a poter approfondire notevolmente, cosa che non sempre è possibile fare durante la diretta. Benissimo, allora io intanto ho salutato già molte persone, visto che si è aggiunta anche Cetti, saluto anche Cetti, benissimo. Allora, a questo punto rispondiamo alle domande. Allora, Cristina, 24 aprile del 65, come venderò la casa? Mm. Come sarebbe come la vendi? Vuoi sapere se la vendi e se la vendi bene? Cioè, va bene, diciamo che più o meno il senso sarà questo. Allora, Sibille, ditemi per Cristina, 24 aprile 65, come andrà la vendita della casa? Così chiedo in modo generale, vediamo quello che dicono le Sibille. Allora, militare sacerdote, già è un taglio particolare perché uno esprime lotte o comunque difficoltà da affrontare comunque con decisione,
E questo il sacerdote esprime situazioni legali, ma soprattutto freddezza o situazioni che insomma richiedono comunque attenta valutazione. Vediamo un po'. Ok, vediamo subito di commentare la stesa, partendo dalla linea del passato. Dottore, morte, costanza, superbia, fortuna. Probabilmente l'idea di vendere la casa nasce dalla necessità di sistemare delle situazioni. Ora, non entrano tanto nel merito di quali situazioni da sistemare, però è chiaro che qualcosa doveva essere cambiato in modo drastico, radicale, e dunque nasce l'idea, che è comunque un'idea positiva, che può portare a delle soluzioni e anche un po' di fortuna. Allora, attualmente io non so se già è in vendita perché c'è soltanto una domanda con pochi dettagli. Sembrerebbe esserci un'offerta o qualcuno che si propone, però guarda che con dispiacere, consolante sorpresa, secondo me è tutta questione di soldi, probabilmente sperano di comprarla a poco. In ogni caso non mi sembri molto felice di una notizia che probabilmente riguarda appunto un'offerta in denaro. Dunque, penso che se avrai la pazienza di attendere un pochino, si intrufola un'altra offerta. Ora, immagino che non è che sia così facile quando si mette sul mercato una casa, a meno che non abbia proprio dei requisiti veramente interessanti, non è facile ricevere tante offerte, però guarda, da una parte c'è qualcuno che cerca di contrattare, diciamo così, di bypassare, non so se qualche agenzia o qualcosa, io non so se ti sei rivolta a un'agenzia, però eh, potrebbe esserci un qualcuno che cerca di fare l'affare. Dunque, se tu conti di venderla bene, non è il momento, ok? Viste le carte che ci sono in gioco. Se invece vendi perché hai bisogno di vendere, allora attenta solo a trattare nel modo corretto sul prezzo, perché comunque una prima offerta mi sembra non un granché e tra l'altro coincide forse con un momento difficile. La prossima offerta potrebbe essere comunque qualcosa di un po' più ragionevole. In ogni caso sembra che possa esserci, vedi, immagine di una trattativa, di un dialogo, ma non credo nell'immediato si vada a conclusione. In ogni caso non vedo tracce di vendita nel prossimo periodo, ok? Dunque, a meno che non ci sia già un accordo in corso e che può coincidere con l'offerta che hai avuto in questo momento, non ti vedo già firmare l'accordo, ti vedo invece continuare a trattare forse con altre persone. Allora, donna maritata, matrice, malinconia, sacerdote. Probabilmente come esito direi che è un esito che parla di necessità di natura familiare, oppure che probabilmente andrai a venderla a una donna che ha figli e che è separata. Eh, io direi che comunque non sono in grado di dirti se è bene o male come la vendi, perché non riesco a capire nemmeno il senso della tua domanda. Comunque dovrebbe interessarsi in seguito questa donna. Va bene, andiamo avanti. Prima però vado a vedere cosa dice la regia. Ok, Marietto, ricordati che alle 9 ho un appuntamento. Bene, allora andiamo un po' a
a vedere le domande successive. Che abbiamo adesso? Anna. Ok. Anna, buonasera, vorrei sapere se Domenico mi contatterà. Lui 19 marzo 66, io 19 maggio 67. Allora. Allora, Domenico se contatta Anna, vediamo il taglio, donna di servizio Speranza, certo che più che altro qui dal taglio si vede che lo speri tanto. Ma detto proprio così, a bruciapelo guardando le carte, non mi sembra. Mi sembra che partendo già dal passato, la prima linea abbiamo denaro, belvedere, dispiacere, gran consolazione e ladro. Diciamo che come linea lascia intuire che ci siano state delle difficoltà di natura, probabilmente qualcosa legato a un... Vedi c'è anche il ladro, insomma, o si è insinuato qualcuno nel vostro rapporto in passato, comunque c'è stata qualche interferenza anche di notizie, di cose che sono state riportate. Comunque questo ladro porta sempre un cambiamento che in qualche modo è introdotto da qualche terza persona. Allora, anche adesso c'è la matrice, la nemica, vedi? Secondo me, anche se una possibilità, vedi, con gran consolazione e omaggio di preziosi potrebbe esserci, però non mi sembra né che ci sia un seguito, non lo vedo intenzionato a contattarti, mi dispiace Anna, anzi si è piuttosto raffreddato nei tuoi confronti e secondo me ha altri interessi in questo momento, vedi, sembra proprio che sia confuso, sicuramente verso di te, confusione, ammalato, falsità, non mi sembra dell'idea di contattarti, Anna, mi dispiace. Allora, andiamo avanti, vediamo di nuovo. Allora, prossima domanda. Sei lì, ok, vediamo un po'. Vorrei sapere i sentimenti di Carlo, 22 agosto 90 nei miei confronti, Federica, 28 settembre del 90. Vediamo allora, Sibille, ditemi i sentimenti di Carlo nei confronti di Federica. Ok. Allora, beh, il taglio non è, come dire, proprio il massimo. Allora, scusate, saluto il Marietto che saluta tutti, buonasera Marietto e a presto. Allora, dottore dispiacere, dunque, diciamo che forse c'è un tentativo di sistemare un qualcosa, però questa carta del dispiacere è un po' strana. Io poi non è che so bene, a parte la domanda che mi hai fatto, Federica, non so.
e il dispiacere torna anche nell'esito. Allora, da quello che posso vedere è che comunque il vostro incontro in passato è nato in particolare da un'attrazione. Mm? Scusate, aspetto che passi tutto tutti i motorini di questa città proprio in questo momento. Allora, vedi, stanza e falsità sono incontri intimi e magari anche nascosti, dove ci sono anche delle situazioni nascoste, vedi che c'è anche la malinconia, è un po' comunque qualcosa che probabilmente non è che ti facesse particolarmente piacere già nel passato, c'è un qualcosa che probabilmente non ti faceva stare tranquilla e al sicuro, nonostante comunque le comunicazioni, i messaggi fossero piuttosto frequenti, però l'artista è anche un po', e soprattutto in queste circostanze con alcune carte così, diciamo che è un po' una figura, la figura di una persona che sicuramente è sicura di sé, ha parecchia autostima, ha un suo carisma, un suo fascino, ma bisogna fare attenzione a quello che dice. Mm? Ovvio, qua dietro non ci sono carte negative, dunque si ferma lì. Però in genere ho capito, a furia di fare stese, che quando compare l'artista è sempre una persona che comunque gioca un po' con le parole, con i sogni, dunque attenzione. Il Gran Signore disgrazia domestico amatrice. Allora, la domanda è sempre cosa prova nei tuoi confronti. Allora, cosa provava? Perché mi sa che qui diciamo che è più una roba del passato, che in questo momento mi sembra che non abbia granché intenzione di proseguire, mi sembra un po' che abbia deciso di interrompere qualcosa, oppure io adesso non so se sono due figure addirittura maschili che ti girano intorno, però in ogni caso un po' la situazione è cambiata. Ora cioè, penso che tu sappia benissimo, Federica, che io, a parte queste cose, se mai mi hai chiesto in passato, io proprio non me lo ricordo, anche perché faccio parecchi consulti, dunque non ho questa gran memoria, a meno che non siate miei assistiti, allora ho chiaramente per questioni, si crea un rapporto, si crea un legame e io allora mi ricordo, ma se no, guarda, non so niente della tua storia, però dunque non so se siete un po' ai ferri corti in questo momento, però mi sembra che ci sia prossimo un allontanamento, nel senso che vedi che qua c'è la carta dell'allontanamento e poi qua hai due figure maschili, qua due figure femminili, dunque, anzi tre. Dunque direi che o sono le evoluzioni della vostra storia, pertanto stanno cambiando certe dinamiche e diciamo che c'è un allontanamento per ora. Non vedo però comunque una cosa definitiva. Mh, C'è un qualcosa di molto forte adesso che non è forte in senso positivo, non è un sentimento d'amore che compare qua, ma una grande rabbia o qualche grande frustrazione o qualcosa che non va. Tra l'altro poi appare anche la carta della lontananza, del tormento, dunque non è che mi sembra che proprio sia felicissimo in questo momento. Non vorrei che si stesse tormentando per un'altra persona. Mm? Comunque, amica e casa parlano di un rasserenamento nel prossimo periodo, di un ritrovato senso di intimità e la carta del viaggio non è da intendersi come una cosa negativa, ma come un cambiamento, qualcosa, forse comincerà a venirti incontro. Però guarda che arrivano momenti difficili, almeno quelli che vedo qua, ma poi alla fine comunque c'è una qualche forma di conferma per te. Solo che secondo me dipende da qualche altra circostanza. Andiamo avanti.
Vediamo un po' di rispondere adesso a Ines. 6 aprile 67, vorrei sapere, mi raccomando, voi a cui ho risposto siete poi cortesemente invitati a lasciare spazio anche ad altri, così che poi la prossima volta io possa rispondere anche ad altre persone. Vediamo un pochettino, vorrei sapere se Maurizio 9 giugno 72 si è cambiato qualcosa nei miei confronti. Beh, non sapendo cambiato a partire da cosa, io ti rispondo vedendo quello che ha Maurizio nei tuoi confronti, che mi sembra la cosa più probabile che riesca a rispondere, ok? Allora, vediamo un po'. Maurizio nei confronti di Ines. Allora, Belvedere pensiero, sembra che stia valutando, sembra che stia osservando per prendere qualche decisione. Allora, messaggero, allegria, dispiacere, mercante, giovane fanciulla. Mm. Allora, mm. Allora, ascolta, è possibile che lui sul posto di lavoro abbia comunque incontrato una ragazza più giovane di te? Ehm, Penso che abbia, almeno in passato, avuto degli scambi con un'altra donna. Scambi più che altro, cioè non incontri, scambi di messaggi, di cose del genere, ecco. Al momento lo vedo bloccato e distante, vedi? Prigione, tormenti, dispiacere, questo è il sospiri. È un po'. mm, Sembra che abbia perso un po' di slancio, che sia un po' lontano in questo momento. Poi non so se magari è perché è lontano fisicamente a causa di certe restrizioni, però diciamo che dovresti incontrarlo a breve. Però guarda, gelosia, dottore e costanza. Ehm, Penso che ci sia con questa carta della gelosia la probabilità che discuterete o che comunque ci siano delle situazioni, delle cose che andranno assolutamente chiarite. mm? Comunque l'esito è favorevole, positivo. Allora, se è cambiato qualcosa nei tuoi confronti, dipende se tu lo sentivi lontano e vedi che si avvicinerà o se tu volevi proprio sapere se si stava allontanando. Secondo me sì, proprio in questo momento è più lontano, però ti verrà a incontrare e alla fine lo vedo comunque di nuovo un pochino più mm, forse dell'idea di recuperare un pochino, perché poi c'è gran consolazione, dunque ci sono delle soddisfazioni, però attenta sempre a quello che racconta. C'è qualcosa comunque, delle comunicazioni, delle cose. Alla fine l'esito è favorevole. Diciamo che è più un momento quello che state vivendo, che forse c'è un po' di distanza, però poi guarda, amante, fortuna, consolante sorpresa, gran signore, voglio pensare che queste siano carte molto positive per te e che dunque nei tuoi confronti comunque, qualsiasi sia la situazione attuale, poi andrà sicuramente meglio. Allora, andiamo avanti. Donatella, 29 ottobre 67, vuole sapere come andrà la sfera sentimentale. Va bene, allora leggiamo
un po' in generale. Allora, intanto saluto, si è aggiunta Eva, Maurizio Antonio, non mi ricordo se sì, Stella l'avevo salutata che sarebbe azzurra, Volcan, che nome, caspita che bel nome, Cira e Mioara. Buonasera. Allora, dunque, torniamo su, rileggo la domanda perché già l'ho dimenticata. Donatella, Donatella, vediamo la sfera sentimentale per Donatella. Grazie. Andiamo. Ehi, mamma mia, Madonna, scusa, Donatella, un periodino, periodino di quelli un po' burrascosi. Allora, diciamo che il taglio mi ha fatto tremare. La situazione comunque è meno peggio di quello che sembrava il taglio, ma vediamo. Matrice, allegria, mercante, pensiero, gran signore. Allora, Donatella, probabilmente le cose sono due. O sul posto di lavoro in passato, perché questa è la linea del passato, hai incontrato qualcuno con cui è nato un qualcosa, oppure mi parla di un uomo che comunque si occupa, non so, è un piccolo imprenditore, un piccolo commerciante, oppure un libero professionista, ancora qualcuno che ha, diciamo, un ruolo, diciamo, un ruolo di trattative, ecco, qualcuno che deve concludere accordi, contratti all'interno del posto di lavoro, ok? Oppure comunque un uomo con determinate capacità. Pensiero gran signore, dunque secondo me comunque un qualcosa, c'è già un uomo a partire dal passato. E qua non mi rompe, non mi spezza un filo, dunque mi continua col presente, con l'intimità, la consonante sorpresa, dunque direi che comunque c'è anche amante, domestico, cioè direi che al presente, se non ci sono più figure che comunque ti corteggiano, non ti vedo comunque da sola, 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 vedo che comunque c'è qualcosa che si muove e che dà delle soddisfazioni. Probabilmente hai ricevuto recentemente una conferma, nel senso che magari una persona che ti interessava ti ha confermato di ricambiare il tuo interesse, oppure a sorpresa hai comunque cominciato a ricevere le attenzioni di qualcuno, una persona molto collaborativa. Oppure questa persona che avevi incontrato qua comincia a smuoversi un po'. Di fatto vedo che nel prossimo periodo comunque ci sono delle situazioni favorevoli, un incontro, forse qualcosa che si va a concludere in questo senso, che prosegue a partire dal presente. Dunque c'è la possibilità di un incontro, forse più di un incontro, cosa che mi spiegherebbe questa ruota di pavone, dunque che tende a moltiplicare, no? Un po' a aumentare. Dunque, secondo me c'è la possibilità che tu faccia degli incontri interessanti o che qualcosa arrivi a un dunque, però attenta anche sempre alle chiacchiere, nel senso che bisogna che poi quello che dicono sia coerente con quello che fanno, perché quello che vedo è che sicuramente c'è un seguito, c'è un po' di corteggiatori, però poi c'è anche una difficoltà, diciamo così, eh, che si manifesta al di là di quello che dicono e di quello che ti viene, non dico promesso, ma ci sono delle cose che
non sono completamente chiare, vedo un clima di confusione, ma anche chiacchiere, pettegolezzi. Allora, come esito, ammalato, speranza, nemico, viaggio. Beh, queste sono un po' meno simpatiche rispetto alla stesura e comunque penso che l'abbattimento che magari hai vissuto in certi momenti o il senso di difficoltà, non dico solitudine, ma certi momenti in cui non ti sei sentita serena, felice, realizzata o comunque soddisfatta, sono però in procinto di essere superati. Vedo comunque che con la carta della speranza sicuramente un periodo leggermente migliore, non del tutto, abbiamo ancora delle difficoltà con il nemico, ma sicuramente parlano di alcune possibilità. Attenzione però, perché sono possibilità, ma in nessun caso per ora, né nella stesa né nell'esito, vedo un qualcosa che si solidifica, che si concretizza o che si ufficializza. Per ora vedo ancora delle situazioni che non hanno ancora quel mordente di diventare a lungo corso. Comunque qualche cambiamento o addirittura magari farai un viaggio per andare a incontrare una persona. Ok, benissimo. Io per oggi ho risposto a quante più persone mi è stato possibile, soprattutto dando comunque alle persone a cui ho risposto il massimo, perciò per questa sera io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sera alle 21 nel canale YouTube del Marietto Veneziano, torneremo insieme qui su questo canale venerdì sera, nonostante il giorno di festa, io ci sarò alle 21:30. Dunque, se non sono riuscita a rispondervi, perché sicuramente vedo tante domande a cui non sono riuscita a dare una risposta, dunque tornate mercoledì, vi risponderemo il Marietto e io, altrimenti venerdì vi risponderò io, comunque sempre con le mie sibille. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto. Buonanotte.